Matilde, una vittoria fondamentale che arriva dopo 3 sconfitte consecutive. Oggi, nonostante l'avversario non avesse più nulla da chiedere al campionato, è stata una partita complicata. Che sensazioni ti ha lasciato questa vittoria? Sicuramente sensazioni positive, tanto positive perché era da un po' che ricercavamo punti e abbiamo avuto un periodo di stop, ma ora ci siamo ripresi e sono convinta che andremo senza problemi fino alla fine del campionato. Ecco, dopo 3 minuti dall'inizio della partita ti hanno chiamato subito una grande parata. Che cosa hai pensato in occasione di in occasione di quel tiro, che comunque aveva calciato molto bene l'avversaria? Ma io, vabbè, sono portiere, queste sono cose che alleniamo tutta la settimana, tutto l'anno, è un po' diciamo una questione di ordinaria amministrazione dover smistare, aiutare comunque i miei compagni ed essere pronta anche in situazioni magari improvvise o che uno può non aspettarsi immediatamente. Tutta la stagione praticamente hai fatto sempre il vice di Forcinella, oggi tu la titolare. Che rapporto hai con lei e quanto è stimolante allenarsi con una giocatrice del suo livello? No, sicuramente abbiamo un buon rapporto senza problemi e sicuramente è stimolante avere qualcuno che ti metta in competizione, che ti spinga a fare sempre il meglio di quello, delle proprie possibilità, quindi buono. Al di là delle grandi parate, secondo me il gesto più bello oggi l'hai fatto quando hai consegnato la fascia di capitano ad Abate. Cos'è che ti ha portato a fare questa scelta? Comunque è una scelta molto importante. Il rispetto reciproco che abbiamo l'una per l'altra, che io ho per tutte le ragazze ovviamente che sono arrivate quest'anno, che sono arrivate l'anno scorso, ma soprattutto ovviamente c'è un rapporto diverso con anche certe compagne. Io gioco con Giada da quasi 10 anni, è sempre stato il mio capitano e tuttora lo è. Io sono felice ovviamente di indossare la fascia da capitano, però è comunque una questione principalmente di rispetto e di riconoscimento. Mister, è arrivata un'altra sconfitta, però forse oggi il risultato è un po' bugiardo, perché è vero ha vinto 3-0 il Genoa, però voi avete avuto un'occasione dopo 3 minuti, nel secondo tempo avete preso un palo, comunque avete giocato. Ma guardi, io le dico la verità, io sono contento, nel senso che lei mi dirà sei un matto, hai perso 3-0, no, in realtà io sono contento perché noi non stiamo più lavorando per la domenica, noi stiamo lavorando per far crescere queste ragazze, per fare un campionato da protagoniste l'anno prossimo, quindi il mio compito, come ho già detto nelle altre interviste, è farle crescere e ad avere una base per la squadra dell'anno prossimo, che poi sia io o un altro da allenare non mi interessa, ma noi stiamo lavorando per farle crescere. Oggi ho visto una buona fase offensiva, tanti errori purtroppo in fase difensiva, però ci manca forza, è come se noi affrontassimo delle amichevoli da qui alla fine del campionato e che ci devono aiutare a far crescere queste ragazze. Ecco, comunque insomma la salvezza non è arrivata quest'anno, è arrivata una retrocessione, come dice lei giustamente si lavora in vista dell'anno prossimo, poi però a fine partita c'è stato un bel cerchio. Cosa ha detto le ragazze? Le ha fatto i complimenti per la prestazione, immagino. Sì, ho fatto i complimenti per la prestazione, anche perché secondo me dopo la bruttissima sconfitta col Cesena, dove non riconoscevo le mie ragazze, nelle partite successive, trovando anche il punto con il Chievo, ma col Bologna oggi ho visto una bella crescita a Parma. Quindi io sono contento perché loro corrono, si applicano, si vede in campo quello che proviamo in allenamento, quindi vuol dire che la strada è quella giusta. Poi, chiaro, noi siamo ultimi, prendiamo tanti gol, quindi abbiamo delle carenze a livello fisico, tattico, tecnico, di esperienza, che più ne ha ne metta. Però io credo che questa squadra qua l'anno prossimo si toglierà delle soddisfazioni. In conclusione le chiedo, adesso arriva l'ultima giornata dove giocherete in casa, affronterete penultima giornata, affronterete la Lazio. Che partita sarà, considerando che oggi la Lazio ha pareggiato e dovrà vincere per ottenere la promozione in Serie A? La Lazio secondo me, non me ne vogliano le altre, ma secondo me è la squadra più forte, è più completa, non la più forte, è la più completa. Per noi sarà durissima, però noi come siamo venuti qua a Genova, domenica proveremo a giocare
sul nostro campo. Poi se la Lazio meriterà di vincere, stravincere, non mi interessa, io voglio vedere le mie ragazze che crescono, e poi l'ultima a Tavagnaco vedremo, quella sarà la nostra vera ultima partita, però il gruppo è molto compatto, ha ripreso a lavorare con mente libera e ha capito che deve lavorare per crescere, e questo mi rende orgoglioso. Mister, dopo 3 sconfitte consecutive arriva una vittoria, tornate alla vittoria dopo un lungo periodo. L'avversario non aveva più niente da chiedere al campionato perché comunque era già retrocesso, ma comunque possiamo dire che vi ha messo in difficoltà perché le loro occasioni le hanno avute. Dall'altro lato voi avete anche voi avuto le vostre occasioni, forse 3 gol annullati per fuorigioco. Che sensazioni le lascia questa partita? Ma è una sensazione che dovevamo fare decisamente in fase di possesso palla, perché oggi abbiamo sbagliato tanti passaggi semplici, per cui è una situazione sicuramente da migliorare, da rivedere, e abbiamo avuto le nostre occasioni. Diciamo che il risultato è sempre stato comunque dalla nostra parte, però ecco, c'è da guardare comunque le cose da migliorare. Allora, le faccio una scelta, partiamo dall'inizio, la scelta della formazione iniziale, oggi prima per Macera da titolare, poi è comunque subentrata anche Abate che sta trovando minutaggio. Come mai la scelta di cambiare il portiere, in vista poi comunque penso anche dei tanti impegni che avete avuto? Prima di tutto perché Matilde si è sempre comportata bene durante la stagione, pur non avendo mai giocato, e come ho detto lei secondo me potrebbe giocare in qualsiasi squadra titolare di Serie B. Ovviamente quest'anno è arrivata un'altra giocatrice molto forte in porta, che è Forcinella, gioca in nazionale, per cui ho fatto questa scelta, però ecco, secondo me abbiamo il parco portieri più forte della Serie B. In chiusura le chiedo, adesso arriva la sfida con la Freedom, che comunque sta ancora lottando per ottenere una salvezza matematica. Oggi ha pareggiato con il Cesena. Che partita si aspetta domenica prossima? Ma una partita molto difficile, perché loro nel girone di ritorno hanno viaggiato molto forte, e è una squadra che sta facendo punti. Oggi ha pareggiato anche a Cesena, per cui troveremo una squadra agguerrita che vorrà vincere. Noi cercheremo di mettere in campo le nostre armi, e dobbiamo mettere in campo anche sulla fase di costruzione di gioco e di sviluppo meno errori rispetto a quelli che abbiamo fatto oggi.